L'idea di Amatori nasce negli anni '80 sotto la grande responsabilità di mio padre, di Francesco Amatori, e di un suo carissimo amico, un orafo importante della città. Il negozio nasce appunto come Salotto Buono di Vicenza. Venivano selezionati grandi brand, importanti brand, vetri, porcellane, argenti. E poi negli anni 90, nel 92, lo riprendiamo in mano io e le mie sorelle. Grande aiuto da parte di mio marito, che è un architetto greco, Sotirios Papadopoulos, che mi affianca nella progettazione e quindi nella consulenza agli sposi e ai clienti di progettazione chiavi in mano. Il negozio, che appunto era nato come negozio di lista nozze e complementi d'arredo, negli ultimi anni si è trasformato tantissimo perché è diventato un laboratorio creativo, un laboratorio in cui gli artisti, le grandi aziende, importanti brand e non solo, possono trovare il loro giusto contesto. Perché dico questo? Perché in realtà negli ultimi anni ci stiamo divertendo intanto ad accogliere giovani e non solo, curiosi. Le persone possono entrare nel nostro spazio e pensare di trovarsi nel salotto di casa perché li accogliamo come se fossero nel salotto di casa Amatori. I nostri clienti, uomini e donne, dai 25 ai 70 anni, cercano novità, cercano oggetti preziosi e non solo, cercano qualcosa di diverso. La volontà negli ultimi anni è quella di scoprire e di coniugare brand importanti con aziende più o meno conosciute, magari anche del nostro territorio, legandole assieme e valorizzandole. Donne o uomini che siano, cercano sempre degli oggetti che suscitino a loro emozioni. Ovviamente ormai i grandi brand si possono trovare in grandi centri commerciali. Di un oggetto semplice collocato in una giusta ambientazione, per cui che sia il piatto di porcellana, una porcellana magari impeccabile, bianca, Limoges, abbinata a un servizio quale, non so, il Balcon de Guadalquivir di Hermès e un bicchiere veneziano su una tovaglia di lino. A me piacerebbe mangiare così tutti i giorni. Spesso e volentieri il cibo abbinato al suo bel piatto oppure un bicchiere di vino bevuto in un bicchiere adeguato assumono valori completamente differenti. O ai privati che si rivolgono a noi, prestiamo un servizio di consulenza, una consulenza che può andare dal grezzo al cucchiaio, e quindi dalla progettazione e dal consiglio per il tessuto, per la trasformazione degli spazi, alla selezione di oggetti, di complementi d'arredo, di elementi che possono completare l'ambiente domestico e non solo. L'idea di Amatori Maria Luisa in Piazza dei Signori è per me un po' vetrina e un po' salotto.